Tutto pronto per la seconda corsa del pomeriggio, un confronto per cavalli di 3 anni, non vincitori di 5.000 € in carriera, doppio chilometro. Sono in 8 al via, all'1 Gilda Treb, Giampaolo Minnucci, 2 Gran Bella Fi, Luca Lovera, 3 Gioconda K, Pietro Gubellini, 4 Gaber Trio, Andrea Farolfi, 5 Gilera, Antonio Di Nardo, 6 Mystic River, Antonio Greppi, 7 Green Economy Par, Lorenzo Baldi, 8 Genzian Kronos, Alessandro Gocciadoro. Macchina che inizia a prendere velocità lungo la curva di destra, cavalli che si allineano, per il momento tocca l'ala solo Gioconda Cup e stacca solo Gioconda Cup che in 1 metro è al comando nei confronti di Gilda Treb. Gran Bella Fi che si ritrae in corda, al largo Gaber Trio con ancora più all'esterno Gilera. Sbaglia la leader, sbaglia Gioconda Numero Cup 3, e così Gioconda Gilera Cup, va a squalificato. sfilare al comando nei confronti della condiscendente Gilda Treb. Terza posizione per Gran Bella Fi, quarta per Gaber Trio, al largo rimane Mystic River, poi Green Economy Par, all'esterno c'è invece Genzian Kronos che prova la risalita. 200 se ne sono andati in 15,9, Gilera al comando nei confronti di Gilda Treb, Genzian Kronos che arriva con buon passo all'esterno, 400 metri in 32, Genzian Kronos che prova ad andare su Gilera che ha ribattuto al primo tentativo dell'avversaria. 2 apparigliati lungo la curva di destra, continuano a precedere Gilda Treb che rimane in terza posizione avanti a Gran Bella Fi, poi Mystic River, ancora Gaber Joe, alla retroguardia Green Economy Par. Insiste Genzian Kronos. Numero 2, Gran Bella FI, squalificato. Gilera al completamento del giro di corsa, passato in 1,1,5, 29,5 questi 400 metri di corsa. Gilera che ribatte colpo su colpo a Genzian Kronos che prova a insistere al suo esterno. Gilda Treb a contatto, poi Mystic River che è in quarta posizione avanti a Gaber Trio e Green Economy Par. 1,17,2 il primo chilometro con Genzian Kronos che continua a mettere sotto pressione Gilera a un giro dal fine. Passa Genzian Kronos, 14,4 sotto alle tribune. Genzian Kronos che è diventata la leader della corsa. Nella sua scia ora Gilera, terza posizione per Gilda Treb. Poi Mystic River avanti a Gaber Joe e Green Economy Par, a 600 dalla conclusione. Genzian Kronos è in vantaggio, ha fatto 15,3 per la curva di destra. Genzian in vantaggio nei confronti di Gilera e Gilda Treb. A 500 dalla conclusione, cambia marcia ora la battistrada, sposta Gilda Treb dalla scia di Gilera che sembra stanco, il miglio passato in 2,1,8, Genzian Kronos è in vantaggio, si avvicina Gilda Treb, Gilera sempre in corda, poi Gaber Trio che passa quarto, quando siamo ormai all'imbocco dell'addirittura d'arrivo e Genzian Kronos è in vantaggio, Gilda Treb ci prova al suo esterno, Genzian in vantaggio, Gilda che prova ad andare all'attacco, in vantaggio Genzian Kronos in controllo su Gilda Treb al suo esterno, Genzian Kronos che nel finale viene a vincere nei confronti di Gilda Treb, mentre per il terzo posto Gaber Trio batte Gilera. 29,7 ad arrivare, 1,15,8 Alessandro Gocciadoro, allenatore e guidatore per la scuderia Chelsea della figlia di FaceTime Bourbon, che rimedia a una sgambatura tutt'altro che felice in corsa. È un soldato Genzian Kronos, gira di fuori, passa un giro dalla fine, vince staccando nel finale, la qualità paga, vince Genzian Kronos e Alessandro Gocciadoro, al secondo Gilda Treb, al terzo Gaber Trio. Alessandro Gocciadoro va ancora una volta ribadito perché ha fatto mezzo miracolo tra la sgambatura e la corsa per rimettere in sesto Genzian Kronos, la scuderia Chelsea ai colori per la figlia di FaceTime Bourbon e Princess Kronos.